Eder. Mech. Pallister. Caso Liliana Resinovic. Il 9 maggio parte una nuova fase investigativa. I suoi telefoni verranno analizzati con tecnologie forensi avanzate per recuperare messaggi e dati cancellati, anche risalenti a diversi anni prima della morte. Un nuovo capitolo si apre nell'intricata e ancora irrisolta vicenda legata alla morte di Liliana Resinovic, la donna triestina scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata cadavere alcune settimane dopo in un boschetto all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Dopo oltre 3 anni di indagini, archiviazioni richieste e rigettate, perizie tecniche e battaglie legali tra familiari e parti coinvolte, la Procura di Trieste torna a scandagliare in profondità le tracce digitali lasciate da Liliana. Il 9 maggio 2025, infatti, verranno avviate nuove e avanzatissime analisi sui 2 telefoni cellulari della donna, un iPhone e un Samsung. Questa nuova attività istruttoria, richiesta in seguito alla riapertura del caso, punta a sfruttare gli sviluppi più recenti della tecnologia forense per accedere a dati precedentemente non rilevati. Grazie a strumenti altamente sofisticati sarà possibile tentare il recupero di messaggi eliminati, cronologie web, appunti personali, scambi via email e altri contenuti rimossi o nascosti, che potrebbero offrire nuove chiavi interpretative sulle ultime settimane di vita della donna, sui suoi rapporti, sulle sue abitudini e sull'ambiente in cui si muoveva. Tecnologia Full File System, il cuore di questa nuova analisi. L'attività di estrazione e mappatura completa dei dati sarà condotta con la metodologia Full File System, una tecnica che rappresenta un salto di qualità rispetto alle perizie precedenti, effettuate nel 2022 con il più limitato approccio file system. A eseguire le operazioni sarà ancora una volta Nicola Chemello, perito informatico incaricato dalla Procura della Repubblica, che già si era occupato della prima analisi dei dispositivi elettronici di Liliana. Ma questa volta, come evidenziato dagli esperti, gli strumenti saranno molto più evoluti e permetteranno di andare a fondo in aree dei dispositivi finora inesplorate o non accessibili. La metodologia Full File System consente infatti di effettuare un dump completo dell'intero contenuto del telefono, andando oltre la semplice visualizzazione dei file visibili o attivi. Saranno così analizzati dati cancellati, frammenti di conversazioni, immagini eliminate, metadati delle app e potenzialmente persino elementi associati a geolocalizzazioni e accessi remoti. L'obiettivo dichiarato: ricostruire il passato digitale di Liliana in modo quanto più completo possibile, con particolare attenzione ai suoi rapporti interpersonali e agli ultimi giorni prima della scomparsa. I consulenti delle parti, nomi noti per una fase delicatissima. Accanto a Chemello, anche le parti civili hanno nominato propri consulenti tecnici. In particolare, Sergio Resinovic, fratello della vittima, ha affidato la consulenza informatica a Paolo Reale, nome già noto per aver lavorato nel celebre caso di Chiara Poggi a Garlasco. La sua presenza segnala la delicatezza di questa fase istruttoria e la convinzione, da parte della famiglia Resinovic, che dai telefoni possano emergere indizi cruciali per comprendere ciò che è realmente accaduto. Anche Sebastiano Visintin, marito di Liliana, ha designato un proprio consulente, l'ingegnere Michele Vitiello, il quale ha fornito alcune anticipazioni sui contenuti e le potenzialità dell'analisi. Secondo Vitiello, la tecnologia oggi a disposizione permette di recuperare conversazioni WhatsApp eliminate e altri dati risalenti anche a diversi anni prima della morte di Liliana, ampliando così in maniera significativa la finestra temporale di indagine rispetto alle analisi precedenti. Un elemento importante rivelato da Vitiello in un'intervista al Piccolo riguarda un altro dispositivo finito da tempo al centro dell'attenzione mediatica, la GoPro appartenente a Sebastiano Visintin. Vitiello ha spiegato che la copia forense di tale dispositivo è stata effettuata subito dopo il rigetto della richiesta di archiviazione, confermando che si è proceduto con ogni passaggio tecnico necessario. Tuttavia, il fatto che la notizia sia stata comunicata solo ora e in modo marginale e che non siano emersi elementi rilevanti da tale supporto, suggerisce che l'analisi della GoPro non abbia prodotto risultati utili o determinanti per l'inchiesta. Messaggi eliminati, cronologie web, email, le tracce digitali che potrebbero parlare.
Uno degli aspetti più attesi dell'indagine riguarda la possibilità di recuperare messaggi di testo e vocali cancellati, soprattutto tramite WhatsApp, ma anche su altri canali come Telegram, Messenger, SMS tradizionali o email. È noto che Liliana aveva l'abitudine di eliminare regolarmente le sue conversazioni, una scelta che potrebbe ora rivelarsi rivelatrice se, come sperano gli inquirenti, sarà possibile riportare alla luce comunicazioni significative. La speranza, condivisa sia dalla procura sia dalle parti, è che da questi dispositivi possano emergere informazioni finora mai analizzate, legate non solo agli ultimi giorni di vita della donna, ma anche a periodi precedenti, che potrebbero aiutare a contestualizzare stati d'animo, relazioni complesse, eventuali conflitti o segreti personali. Oltre ai messaggi, saranno analizzate cronologie di navigazione internet, note archiviate o cancellate, appuntamenti salvati nel calendario e altri dati potenzialmente indicativi, come foto eliminate, video mai aperti, registrazioni audio e file allegati ad applicazioni terze. In casi dove il tempo, le omissioni o l'assenza di testimoni hanno reso difficile ogni ricostruzione, è spesso proprio il passato digitale a custodire le risposte più preziose. Una nuova possibilità per rompere il silenzio dei dati. Il caso Resinovic, ancora oggi, solleva interrogativi irrisolti e alimenta dibattiti tra chi ritiene plausibile l'ipotesi di un gesto volontario e chi invece continua a sostenere con forza la pista dell'omicidio. Le divergenze tra la versione del marito Sebastiano Visintin e il punto di vista del fratello Sergio Resinovic hanno attraversato l'intero iter giudiziario, contribuendo a un clima complesso e fortemente polarizzato. In assenza di prove dirette e con una scena del ritrovamento controversa e ancora discussa, l'unica testimonianza oggettiva rimasta è quella contenuta nei dispositivi elettronici. Per questo motivo, l'utilizzo delle tecnologie Full File System rappresenta forse l'ultima possibilità di far emergere nuove verità, dando voce a quei dati che fino a ieri erano rimasti sepolti, nascosti o cancellati. Ogni file recuperato, ogni frammento ricostruito, ogni metadato associato a un'app o a una ricerca potrebbe illuminare zone d'ombra, offrire nuovi spunti investigativi e forse avvicinare gli inquirenti a una ricostruzione più veritiera dei fatti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.